Armando Corazzoli, tecnico del Valgatara, al termine della finale Trofeo Regione Veneto Promozione, vinta ai calci di rigore. Mister, come diceva lei, insomma, a microfono spento, avete fatto la vostra partita onesta, difesa, contropiede, ripartenza, comunque eravate a un passo dalla vittoria perché insomma il gol pareggio è arrivato al 92esimo e poi ai rigori l'avete vinta con la freddezza. Che partita è stata, che emozioni in questa serata? La partita era quella che avevo preparato contro una squadra che sicuramente tecnicamente e umanamente superiore alla nostra. Io l'ho preparata così e è andata bene, insomma, abbiamo fatto quello che avevamo da fare. Umiltà, sacrificio, raddoppi di marcature, ripartenze e sperare di portarli in fondo. Siamo andati in vantaggio, purtroppo ci hanno preso alla fine, ma dopo supplementari abbiamo portato i rigori e abbiamo vinto. E questo era quello che ci avevamo, che almeno io avevo messo in cantiere durante la settimana. Massimiliano Quintarelli, portiere del Valgatara, direi eroe di giornata in questa finale del Trofeo Regione Veneto di Promozione. Hai parato 3 calci di rigore, se non sbaglio, Massimiliano. Una grande serata, insomma, avete fatto una partita di difesa dopo aver trovato il vantaggio. L'avete persa, insomma, l'ultimo minuto, insomma, nel recupero, poi insomma ai rigori questa vittoria con la tua prestazione super. Sì, è stata una partita molto dura, loro una squadra molto organizzata, alla fine sembrava quasi fatta, dopo purtroppo sono riusciti a pareggiare e dopo siamo arrivati ai rigori e sempre un terno all'8, però diciamo che è andata bene, ci è andata bene anche in semifinale, che siamo passati anche ai rigori e anche questa volta sì, dai, ho parato tanto. Quindi forse non è un caso, insomma, che... Forse non è un caso, in semifinale ne avevo parato solo uno, però non avevo segnato un altro, però qua invece ho fatto il mio dovere, dai, dovevo parare, li ho fatti. Paolo Zoppas, tecnico del Vittorio Falmec, al termine della finale Trofeo Regione Veneto di Promozione, persa ai calci di rigore. Mister, sicuramente avete provato a giocarla di più dell'avversario, avete trovato il pareggio in extremis, anche in 10 avete continuato voi a fare la partita, poi purtroppo ai calci di rigore è mancata la freddezza. Sì, è un peccato perché dal mio punto di vista abbiamo buttato via il primo tempo nel quale abbiamo fatto male, poi siamo stati bravi il secondo tempo a recuperare, poi i rigori sono un terno all'8. Li avevate preparati o non vi aspettate? I rigori li abbiamo calciati ieri mattina e abbiamo fatto sempre gol, ma però poi la gara è sicuramente un'altra cosa.